Senatore Salvitti, turismo sostenibile e grandi eventi, quali le ricadute sul territorio? Il territorio, a parte parliamo di un territorio straordinario, bellissimo, con dei prodotti straordinari, altrettanto straordinari quanto eccezionali, e quindi organizzare su questi territori importanti eventi come questo aiuta certamente a poter comprendere e andare a fondo su quello che è il discorso legato al turismo enogastronomico di fondamentale importanza e avere la capacità di indirizzare come governo quello che è un turismo non massivo, ma un turismo consapevole di quello che va a cercare sui territori e quindi valorizzare quelli che sono i prodotti locali. Questo fatto anche sotto un altro aspetto, che è quello della valorizzazione di alcune aree, quello soprattutto di evitare che avvengano degli spopolamenti su alcune aree montane soprattutto, e il fatto di poterle quindi valorizzare anche da un punto di vista economico fa sì che si possano far crescere dei territori anche da un punto di vista puramente economico, come dicevo prima.